Dopo la risicata vittoria con il Bevilacqua e la buona prestazione col Baldo Junior nel Trofeo Veneto, che comunque non ci ha permesso di continuare l'avventura, giochiamo questa strana partita col San Giovanni, che fino al nostro secondo gol ci aveva fatto sperare. Poi il recupero nel primo tempo del San Giovanni e la massata finale nel secondo tempo ci hanno fatto tornare a casa delusi. Guardiamoci la sintesi dietro la rete, sperando che la prossima che vedremo senza rete sia migliore anche come risultato. Dirige l'incontro il signor Garzera, coadiuvato dai signori Selvatici e Maffeis. Comincia il primo tempo, batte il Santa Lucia. Il Santa Lucia attacca subito con questo passaggio di Nardi per Ziviani, che si invola sulla sinistra del campo, tira, ma il suo traversone è messo fuori da un difensore. Sulla battuta di Pasini, Viola di testa mette sopra la traversa. Il San Giovanni reagisce subito, arriva anche a rete, ma c'è fuori gioco. Ed è ancora San Giovanni, Ballarini la mette per un compagno che la spara alle stelle. E ancora un attacco del San Giovanni, stavolta è Cardone che la mette alta sulla traversa, ma l'arbitro fischia un fallo. Sull'azione successiva siamo noi andare a rete, Nardi la mette per Salvagno, che fra un gran tiro respinto da Bonato sulla respinta Pulvere è pronto in salsa. Alla ripresa è ancora Santa Lucia, Ziviani viene servito sulla sinistra del campo, riesce a tirare ma il suo tiro è deviato da un difensore a fondo campo. Sulla successiva battuta da calcio d'angolo mi sono distratto, si vede il colpo di testa e poi la palla che gonfia la rete. Non c'è nemmeno il tempo di godere dei 2 gol di vantaggio, perché il San Giovanni su questa azione ottiene una punizione dal limite, generosamente concessa dal direttore di gara, che il San Giovanni sfrutta nella miglior maniera con questo magnifico tiro di Ballarini. E poco dopo, su questa ripartenza del San Giovanni, c'è questo cross di Lollato per un compagno che mette la palla sulla traversa, la palla rimbalza il campo, Ballarini è il più lesto a toccarla per metterla in rete. Alla ripartenza sostituiamo il portiere, Tebaldi lascia il posto a Peritore. E poco dopo, su questa rimessa da calcio d'angolo, un attaccante colpisce la traversa e la palla esce a fondo campo. Non c'entra niente con la partita, ma guardiamo questa rimessa del portiere che colpisce l'Aveo. Il Santa Lucia tenta di rientrare in partita con questo lancio di Nardi per Ziviani sulla sinistra del campo, la mette per Varano che tira, Bonato respinge. E sulla battuta da calcio d'angolo di Salvagno l'arbitro fischia, interrompe il tempo, tutto è rimandato al secondo.
Comincia il secondo tempo, batte il San Giovanni. Il San Giovanni è subito pericoloso dopo questa battuta da calcio d'angolo. Sulla rimessa c'è questo cross e un colpo di testa che sfiora l'incrocio dei pali. Sull'azione successiva c'è questa reazione di Santa Lucia, Varano ottimamente servito da Nardi che sfiora l'incrocio. Escursione del San Giovanni sulla sinistra del campo e centro per Ballarini che controlla, la mette per Lollato che colpisce male la palla a fondo campo. E sostituzione anche per il San Giovanni e successive anche per il team. Varano è sostituito da Soave, Bresaola è sostituito da Ambrosio. Azione individuale di Salvagno, tiro, la palla rimbalza, il portiere la mette a fondo campo. Sul successivo calcio d'angolo c'è questo scambio Olivieri-Pasini, poi tiro, Viola raccoglie, ma un difensore la mette tra le braccia di Bonato. Tiro dal limite dell'area del San Giovanni che colpisce la base del palo, poi la difesa spazza. Palo. E punizione per il San Giovanni. Bella parabola, Vanzetta colpisce al volo e il tiro è messo fuori dalla nostra difesa. Sostituzione per il San Giovanni e anche per il Santa Lucia, Fiero lascia il posto a Residori. E azione del San Giovanni, il tiro di Vanzetta è respinto da Peritore, il successivo di Avesani è respinto dal palo. Miracoli. E la pressione del San Giovanni si concretizza con questa azione che parte da battuta da calcio d'angolo, incornata di Avesani e la palla gonfia la rete. Alla ripresa rischiamo di pareggiare, servizio di Pasini per Residori che ci prova, il tiro colpisce il palo, Ambrosio recupera e tira, ma il suo tiro è messo fuori da Bonato. Sulla battuta da calcio d'angolo di Ambrosio la palla colpisce il palo, poi finisce di nuovo a fondo campo. Sul finale del tempo c'è questa punizione respinta da Bonato, Viola recupera e serve Ambrosio che tira, il suo tiro ribattuto si perde fra una selva di gambe, poi la difesa libera. Sul successivo calcio d'angolo Residori contrastato la mette fuori e sulla rimessa di Bonato l'arbitro chiude la partita. Chiudiamo senza i 3 punti, speriamo di farceli dare dal Baldo domenica prossima.